La parola fine scritta ufficialmente. Si chiude a 3 giornate dalla fine della stagione il campionato del Catania Calcio, escluso dalla competizione dopo la decisione maturata dal Tribunale Etneo di non prorogare l'esercizio provvisorio. Decisione del Tribunale arrivata dopo oltre 2 giorni di attesa in seguito al pagamento parziale e tardivo di Mancini di 200.000 euro a garanzia dell'operazione, poco più della metà rispetto alla cifra richiesta. La nota del Tribunale a sancire la fine della telenovela con il successivo appello a FIGC e Lega Pro di intervento contributo di carattere economico-finanziario straordinario, tale da consentire di coniugare l'interesse alla regolare prosecuzione del campionato in corso con gli interessi della procedura fallimentare. Poi l'incontro tra la curatela e l'attuale dirigenza del Catania per trovare una soluzione alternativa per la chiusura della stagione, aiuto agli sponsor e stipendi dei calciatori dirottati a garantire l'esercizio provvisorio di alcuni calciatori, perché non tutti avevano dato la propria disponibilità ad assecondare questa possibilità, legittimamente. Una proposta anche questa rigettata, bocciata, con il Catania ora anche ufficialmente escluso dal campionato. Un campionato che cambia volto nella sua classifica, clamorosamente a 3 giornate dalla fine. Una vicenda paradossale, grottesca, che finisce nel peggiore dei modi per tutti. Una stagione falsata dal paradosso di un calcio che così non piace davvero a nessuno. Di notti, io sento caucori ma batte più forti, lasciati in dei ghiacci e in ceguticchi, Catania fa macci, Anna che so figli, poi l'alba d'argento s'ammisca comari, Catania accenti, casi uscopani, ma quando s'arroba e si suona in mano, Catania si incazza e diventa vulcano. Di sicuro noi non siamo falliti, non so chi è fallito, ma noi non siamo falliti, è fallita una storia clamorosa, è un grande peccato, però nella tifoseria, nella squadra è fallita. Non ci sono parole assolutamente, è un disastro. Sul futuro bisognerà tanto riflettere e soprattutto non avere fretta, ma i dubbi su chi possa arrivare restano. Ci resta la speranza che al di là delle frasi circostanze di retorica qualche cosa possa cambiare, anche se sono molto perplesso perché il soggetto che non si è trovato in C dovremmo trovarlo in un'altra categoria, con le difficoltà che l'altra categoria comporta. Quindi oggi soffriamo per il Catania, è scomparso, siamo nella fase dei processi, io però più che nella fase dei processi sarei nella fase della ricostruzione, la speranza che ci possa essere qualcuno che possa prendere nelle mani il calcio Catania con serietà e con lungimiranza, con qualche perplessità. Pensiamo al calcio Catania, pensiamo, basta tribunali, solo calcio Catania. Abbiamo lasciato in mano ai nostri tifosi, abbiamo lasciato la scelta di quelli che saranno quelli che dovranno passare da Catania per rilanciare questa società. Loro hanno le chiavi e loro è giusto che decidano, che siano le persone che affronteranno questa nuova sfida. Catania ormai è la mia città. Martinez, rete, un capolavoro, è impazzito il Cipali, 3-1 per il Catania. Game over alla Massimino, è il trionfo della Catania, un'impresa storica, il Catania batte 3-1 l'Inter. Catania da guerra, Catania urricata, disciutte e bissetti voti rinata, non c'entrano i sotti, non c'entra fortuna, Catania
Catania un domunno ce n'è solo